A distanza di una settimana dallo spettacolo di Tiki Taka Falconara, il Pala Rigopiano torna ad ospitare un altro big match. Pescara contro Bitonto, prima contro seconda. Si parte in questo momento. Tati in avanti, verticalizzazione, Rozzo si libera di Tampa, imbecca poi per Belli, la conclusione, la rete, Federica Belli. Vantaggio del Pescara dopo 1 minuto e 12 secondi. Da 3 anni quindi il riconoscimento arriva anche per il futsal. Intanto Renatigna, la conclusione dopo l'errore di Tati, 2 volte Mansueto e ancora Mascia che stringe il pugno ed esulta. Tampa scambia con Greco, sbaglia però il numero 20, Rozzo per Pato di prima, ancora Belli, va a colpire con il piattone, questa volta imprecisa. Josi arriva in qualche modo Rozzo, pallone dalle parti di Lusileia contro Mascia, Lusileia, la conclusione a fil di palo. Riconquista il pallone Lusileia, a destra Diana Santos prolunga Renatigna, Renatigna la mette sotto la traversa, il pareggio del Bitonto 1-1. Ovazione del pubblico nero-verde, ripartenza letale del Bitonto. Diana Santos da Tampa, in mezzo per Lusileia che si gira con il mancino all'angolino, la regina Lusileia, sorpasso del Bitonto. Rimpallo che finisce fuori, Josi salta a vuoto Pato, Mansueto in mezzo per Tati, la conclusione sul palo. Comunque efficace nella chiusura, Tati alza da Belli con il mancino, bellissima la conclusione, paratona di Josi. E poi ci sarà proprio l'occasa Falconara. Tati, pallone in mezzo, Lusileia sbaglia un colpo molto facile per lei questa volta, per Renatigna, finta su Tati, la corsa di Renatigna in avanti con il mancino, la conclusione fuori di un soffio, viene recuperato però da Renatigna, poi rimbalza sul petto di Rozzo. Diana Santos in avanti, tocca con la testa di Incecco nella propria porta e arriva così in modo rocambolesco il 3-1 del Bitonto, autorete di Ersilia D'Incecco. Il Bitonto vince 3-1 sul campo del Pescara e sale al comando della classifica